Buonasera a tutti. Il relatore di questa sera è il professor Paolo Piccardo, che è professore ordinario di metallurgia presso l'Università di Genova. Il professor Piccardo si è sempre interessato di scienze dei materiali, con particolare riguardo dell'interazione dei materiali verso l'ambiente e verso la società. Poi ha un sacco di altri interessi, per esempio nella comunicazione, nella divulgazione, e poi ancora un interesse, sarà proprio di questo di cui parlerà oggi, che è la archeometallurgia. Tanto che appunto nel campo dell'archeometallurgia ha fatto analisi metallurgiche sui bronzi di Riace e oggi ci racconterà appunto cose proprio di questo fatto, ma non solo, ma anche lavora anche sui diciamo, recenti ritrovamenti dei bronzi che sono stati trovati in Toscana a San Casciano Bagni, mi sembra di ricordare il nome giusto. Ecco, allora vediamo di cosa parlerà oggi il professor Piccardo, il colore dei bronzi della lega ai bronzi di Riace. Tanto parlare di bronzi vuol dire di qualcosa che hanno segnato in qualche maniera la storia dell'uomo. L'età del bronzo è una delle età appunto dell'uomo e ci parlerà diciamo del modo con cui gli artigiani di un tempo riuscivano a ottenere capolavori quali appunto i bronzi di Riace. Ma non soltanto di questo ci parlerà il professor Piccardo, ma ci darà anche delle cose che non sono immediatamente visibili all'occhio umano, ma che si possono mettere in evidenza con analisi che possono essere utilizzate attualmente in metallurgia. Credo di aver introdotto, ho parlato fin troppo, posso quindi dare la parola al professor Piccardo. Il microfono ce l'hai. Grazie mille. Grazie. Era spento, non mi sentiva nessuno. Non arrivo abbastanza. Non arrivavo ma qui. Vabbè, ma si sentiva almeno... Sì, si arrivava poco. Voi mi sentivate lo stesso perché ho usato la voce d'aula, quindi la voce d'aula di solito funziona, va bene. Allora, quindi cominciamo adesso. Da dove si comincia una storia? Dalle origini. Possiamo fare un flashback se volete, però io comincerei dalle origini. Vediamo se funziona tutto. Bellissimo. Aspetta, adesso vediamo. Tutto è cominciato da una scintilla. Forse non ne siamo consapevoli,
ma tutto è proprio cominciato da una scintilla. Quella scintilla che nella mitologia greca è rappresentata da Prometeo. Prometeo che ci porta al fuoco. E nel momento in cui Prometeo ci porta al fuoco, si rende conto, lui è consapevole, che ci sta facendo un dono che è forse il più grande che una divinità ci potesse fare. Ed è per questo che nel momento in cui lo porta, il titano Prometeo viene accusato di alto tradimento da quello che all'epoca era a capo dell'Olimpo, il distruttore dei titani, da Giove, da Zeus, anzi, se vogliamo usare proprio il termine corretto, che lo condanna a essere legato, incatenato a una roccia dove l'aquila, che rappresenta Zeus, gli divorerà il fegato, che poi si riformerà e poi verrà divorato ancora per l'eternità. E questo a noi a scuola lo insegnavano come la punizione divina, ma se andiamo a vedere bene è la sconfitta divina, non è la punizione, perché comunque una volta che questa scintilla è arrivata a noi, Zeus non ha più potuto togliercela. E quindi io immagino che Prometeo da quella roccia ormai ha fatto amicizia dopo tanti millenni con l'aquila e irride Zeus, perché alla fine il grande e potente Zeus non ha potuto porre nessun limite e gli umani hanno cominciato a far uso di questa scintilla e a gestire e dominare il fuoco. E gestire e dominare il fuoco significa farlo interagire con la materia, non solo con il cibo, non solo con le tenebre della notte, per cui l'umanità ha cominciato a penetrare le tenebre, che noi, se lo vediamo da un punto di vista metaforico, ha cominciato a penetrare le tenebre della conoscenza, e quindi di lì abbiamo cominciato a capire i materiali, e il fuoco è l'elemento principale anche per gli alchimisti, senza cui non potevano trasformare la materia. E decine di millenni fa, da oggi, gli esseri umani hanno imparato a trasformare la terra in terracotta e in vasi. E questi vasi hanno insegnato agli esseri umani a gestire le temperature e quindi raggiungere quelle temperature, quindi saper coordinare tutte le reazioni chimiche che ci sono nella fiamma, nel fuoco, nella combustione, nei forni, dove le temperature possono salire fino a 1200 gradi. E non è una temperatura da poco, visto che molti sono i metalli che a quella temperatura fondono, anche se poi quelli che a noi interessano sono pochi. E inoltre ha imparato anche a cambiare l'atmosfera del forno, perché noi sappiamo che la terracotta è rossa, ma conosciamo anche le terracotte nere, il bucchero etrusco, e le terracotte nere non sono altro che delle terracotte che sono cotte in un ambiente in cui c'è meno ossigeno, c'è la temperatura, ma c'è meno ossigeno, e questo poco ossigeno fa sì che il ferro all'interno dell'argilla, invece di diventare rosso, ematite, diventi nero, che può essere magnetite, goethite, flussite, tanti sono i tipi di minerale che si può formare, ma è un ossido nero. E questo non è una cosa da poco, perché da lì nasce l'estrazione dei metalli, che vuol dire imparare a prendere il minerale, che non è altro che un composto ossidato di un elemento metallico, e trasformare questo composto ossidato nel metallo, al suo stato metallico, quindi con una valenza che chimicamente si dice zero, ma che vuol dire quello a cui noi siamo abituati. E da lì, visto che c'è il metallo, che c'è la temperatura, arrivare alla fusione e alla colata. E da lì in poi la strada, potremmo dire che è in discesa e si è accelerata nello scendere, un po' come nel piano inclinato, no? All'inizio è lenta, perché se noi andiamo a vedere le evoluzioni,
L'uso dei primi metalli è attestato più o meno intorno al 6-7 mila avanti, quindi circa al massimo 10.000 anni fa. Ma nel frattempo le cose si sono evolute, il passaggio dai primi metalli, quella che viene chiamata il calcolitico, perché la coesistenza del rame con l'uso dei materiali litici dura millenni, si passa poi al bronzo, ma passano circa 3-4 mila anni. 3-4 mila anni dalla scoperta dell'uso dei metalli, che sono fondamentalmente rame, oro, piombo, argento, all'uso delle leghe, che cominciano con le leghe di rame, e quindi non il rame stagno come potremmo pensare, ma rame antimonio, quindi leghe strane anche, se vogliamo, per chi dice ma come, l'antimonio non lo conoscevano? Certo, perché le prime leghe non sono leghe volontarie, se non per il fatto che sceglievano minerali che gli permettevano effettivamente di fare quel tipo di lega. Quindi leghe, rame antimonio, rame arsenico, rame bismuto, rame argento, rame zinco e poi ovviamente il bronzo. Ma io a volte faccio questa considerazione. Noi non siamo abituati a questo, perché da 10.000 anni a questa parte le tonnellate di minerali e di metalli che abbiamo estratto dal suolo sono, direi, incommensurabili. È difficile farne una stima, si fanno queste stime, ma sono altissimi questi numeri. E per fare questo calcolo vi faccio un esempio molto semplice. Ora vi faccio un esame di storia, che io non sono neanche così bravo, però... Battaglia delle Termopili, avete presente? Più o meno. Più o meno. Termopili. 10.000 opliti sul campo di battaglia. Ogni oplita porta circa 8 kg di bronzo tra armi e armatura. Il calcolo è facile, fa 8.000 kg di bronzo sul campo di battaglia. E non è che il campo di battaglia delle Termopili fosse così grande, ma se pensiamo a quando c'è stata la battaglia delle Termopili e se pensiamo a cosa significhi pensare a 8.000 kg di bronzo, 80.000, scusami, grazie, sì, 80.000, grazie mille, giusto, va benissimo, 80.000 kg di bronzo è una quantità immensa, perché poi 80.000 kg di bronzo come minerale estratto, allora, c'è un fattore 100 più o meno da aggiungere, quindi diventa 8 milioni, giusto? 8 milioni di chili di minerale. Ma 8 milioni di chili di minerale, uno dice, beh, sarà la produzione nazionale di un paese più o meno sviluppato. No, no, lì per una battaglia. Allora, e questa è una battaglia, pensate a 10.000 anni di metallurgia. Ok? Cosa voglio dire con questo? Se noi andiamo a camminare oggi sul Monte Ramazzo, che è sopra Sestri Ponente, tristemente famoso perché c'è Scarpino lì sotto, ma quello era la miniera della Repubblica di Genova, e ancora adesso, andando lì a passeggiare, si trovano i fori che passano da una parte all'altra della collina delle miniere di rame. Andando a camminare lì oggi troviamo dei buchi. Se ci va bene, ogni tanto possiamo trovare un sassolino verdognolo, che probabilmente è quello che resta di una miniera di rame. Mi hanno detto che da quando si è sparsa la voce che lì c'era il rame, molti appassionati sono andati a raccogliere minerali e ultimamente non si trova più niente. Quindi non andateci, non ne vale la pena. Però io ci sono stato l'ultima volta 10 anni fa e effettivamente ero venuto via per fare degli esperimenti, quindi avevo la giustificazione scientifica, con una decina di chili di minerale, quindi ne avevo trovato. E dentro i cunicoli ci sono delle pozze che sono di acido solforico, perché i solfuri di cui sono costituiti i minerali di rame si trasformano con tutti i vari passaggi dell'acqua in acido solforico. Ma immaginate quella collina del Monte Ramazzo 10.000 anni fa, quindi con tutte le, no, senza buche, ma con tutte le vene, perché è un monte molto ricco, per chiamarsi Ramazzo doveva essere estremamente ricco di rame,
con tutte queste vene esterne, visibili, e quindi con tutti i colori che fanno i minerali di rame, il rosso, il verde, il blu. Voleva dire camminare in un mondo estremamente colorato, dove trovare i minerali poteva anche essere facile, anche divertente. E in effetti, in un mondo così, io mi immagino che per chi camminava sulla terra diventava facile, diventava una sorta di passione scoprire cose. E quindi trovava, per esempio, dove c'è il rame, spesso c'è anche l'oro, perché sono metalli che vanno spesso insieme. Oro e argento vanno vicini al rame, anche il piombo vanno insieme al rame. E quindi poteva essere possibile trovare, per esempio, immagino che ci sia un laser qua, sì, sì c'è. Ma non funziona, viene assorbito dallo schermo. È vero. No, non serve, va bene così. Lo vedete anche voi dov'è l'oro, cioè non serve farvelo vedere, immagino. Quindi l'oro, che tra l'altro in quella immagine è vicino a dei minerali di rame, che sono quelli lì verdini e azzurrognoli. O in questa roccia, questa è una roccia trovata in Australia, perché tanto poi le mineralizzazioni sono un po' simili ovunque, dove nella stessa roccia abbiamo rame, ferro e oro, o sopra che è rame nativo. C'è un posto sopra, anche lì Sestri, ma questa volta Levante, Pozzo Brown, quindi una miniera utilizzata anche dagli inglesi fino, mi sembra, ai primi del Novecento, se non sbaglio, dove si trovano diversi blocchi di rame nativo. Un collega di Scienze della Terra, Pietro Marescotti, ha trovato un blocco di rame nativo che è grosso così, sembra una pagnotta tipo il pane di Triora, e pesa anche diversi chili. Ma di fatto, prima di arrivare al bronzo, perché mi ha detto di farla lunga, ma io mi ero già preparato per farla lunga. Prima di arrivare al bronzo, ricordiamoci sempre che il metallo che ci ha conquistato fin da subito è stato l'oro. E che ancora oggi lo consideriamo il metallo che rappresenta la ricchezza di un paese. E io questa domanda me la sono sempre fatta, perché il rame è rosso come il sangue, è rosso come la vita, ma l'oro, perché l'oro? Perché alla fine col rame ci abbiamo fatto le asce, non per niente esiste il calcolitico. L'età del rame esiste solo nella mitologia, non esiste nella cronologia della specie umana. E quindi perché l'oro? E perché ancora oggi l'oro rappresenta il metallo di riferimento per la ricchezza? Perché l'oro lo prendiamo e lo nascondiamo sottoterra da cui l'abbiamo preso per rappresentare la nostra ricchezza, o lo esponiamo, ma in minima parte, sul corpo? Secondo voi perché? Che ragione c'è? Cioè, alla fine, che senso ha prendere un metallo? Lo dico da metallurgista, quindi figuriamoci, prendere un metallo per avere come unica funzione quello di prenderlo, dire ce l'ho e lo nascondo. Quindi non ha una funzione meccanica, non posso usarlo come lama per andare a caccia o per difendermi, anche le posate in oro sì, va bene, ma di fatto l'oro, non so se avete mai toccato l'oro puro al 99,999. È come c'era quando fuori fa caldo, non ha nessuna tenuta meccanica, è mollissimo, quindi non serve a niente l'oro, o serve a poco, non fa neanche parte delle cose degli elementi che abbiamo nel nostro corpo. Insieme al titanio noi non lo otteniamo dentro il corpo l'oro. Quindi perché l'oro è così importante? Ve lo siete mai chiesto? Perché è malleabile, sì, ma è malleabile, ma rimane malleabile, cioè l'ho lavorato, bello, però anche il rame. Non è neanche così, è così raro, professoressa? Sì, ma rispetto ad altri, lo stagno è più raro dell'oro. Il motivo è semplice, non si ossida. E quindi quello che a noi interessa dell'oro è che non si altera, ma di per sé anche questo lo usiamo nei cellulari, nei computer, perché effettivamente facciamo delle giunzioni che non cambiano, ma anche questo non basta. Questa tomba è il tesoro di Varna in Bulgaria, mostra benissimo che l'oro ci sopravvive.
Ma una delle questioni è che l'oro ha il colore del sole, così come l'argento ha il colore della luna, così come il rame ha il colore di Marte. Quindi è associato a un astro. E il sole, in un mondo in cui il fuoco era ancora qualcosa di molto prezioso, era il giorno. Io posso vedere i pericoli, posso andare a caccia. La notte, in un mondo in cui non ci sono luci artificiali e ho soltanto il mio fuocherello, 2 metri più lontano dal mio fuoco non vedo più nulla. In un bosco di notte, se non c'è la luna, non vedo niente, e qualunque animale potrebbe diventare la mia fine. Non posso esplorare le grotte. E quindi, se l'oro rappresenta il sole, rappresenta la vita. In più, a dimostrazione del fatto che rappresenta la vita, non si altera. È l'unico metallo, perché in contemporanea avevano anche il rame, che anche quando si scalda non cambia colore, che anche se lo fondo poi ritorna giallo uguale, e quindi è eterno. E quindi se lo porto su di me, forse riesco a dare anche a me quella aura di eternità che ha l'oro. Il fatto è che all'epoca queste cose credevano davvero. Noi no. Oddio, qualcuno magari sì, ma molto meno. Ma non c'è passata la voglia di oro. Cioè, la cosa bizzarra è che questo colore, che alla fine è la cosa che ce l'ha fatto riconoscere come qualcosa di inalterabile, come qualcosa di eterno, rimane l'argomento principale per cui ci sono paesi che combattono per l'oro di altri paesi, per cui ci sono persone che muoiono per estrarre l'oro, per cui ci sono paesi che dichiarano la propria ricchezza in base a quanto oro hanno nei loro cavò. Ma questa non è una conferenza sull'oro e quindi mi fermo qua. Però era molto più carino e interessante è il bronzo, che ha un colore, lo vedete sullo sfondo, messo uno sfondo color bronzo, è un bronzo vero, che è molto più caldo. D'altronde diciamo che è una persona che si abbronza quando ha preso il sole, giusto? Quindi è un bel colore, è più caldo, è più vivo, e anche meglio dell'ottone, perché non so se vi è mai capitato, ma se voi avete 2 pezzi, uno di ottone e uno di bronzo, non sapete quale è di ottone e quale è di bronzo, istintivamente sapete riconoscere quello di bronzo da quello di ottone, perché quello di ottone è più freddo, ha un colore giallo verdastro, che è l'impatto che dà lo zinco sull'ottone, mentre il bronzo è più caldo e quindi lo riconosciamo subito. E in più sì, anche lui è malleabile, ma con la differenza che nel lavorarlo lo posso rendere un po' più duro e quindi posso trasformarlo in una lama, in un'ascia, in un martello, posso farne un bracciale, posso farne un utensile. Qua c'è una collezione di oggetti che vanno veramente, qua abbiamo da un coltello che è leggermente curvo a queste che sono delle lesine per fare i buchi nel cuoio, a dei bracciali, ci facevamo dei vasi, ci abbiamo fatto di tutto. E tra l'altro, se voi andate a vedere le opere prodotte già intorno al 2-3000 a.C., troviamo dei reperti di grandissimo pregio, perché sapevano lavorarlo bene. E con cosa lo lavoravano? Con la pietra o col legno, usando dei legni molto duri. E tra l'altro, se andate a prendervi l'epopea di Gilgamesh, quando Gilgamesh incontra quello che poi diventerà il suo alter ego, il suo migliore amico, Enkidu, e decidono insieme di andare a fare la loro prima avventura, la prima missione, vanno nella foresta dei cedri per andare a uccidere il dio della foresta dei cedri. Missione senza nessuno scopo se non quello di dimostrare che sono più forti di un dio. Non c'è un'altra interpretazione possibile. E quando cominciano a correre insieme per andare dalla città di Ur verso la foresta dei cedri, portano con sé ciò che serve per fare le loro armi. Quindi leggere quel passo è estremamente interessante, perché vuol dire che si portano dietro dei blocchetti, dei lingottini di rame, dei frammenti di rame, non immaginate il lingotto rettangolare preciso, ma dei frammenti di rame, e quando sono vicini alla foresta dei cedri si fermano, fanno un fuoco
è tutto descritto nell'epopea, fondono le loro armi, si fanno le asce e i pugnali per andare all'attacco del dio. Quindi vuol dire che sapevano farlo, e il fatto che lì sia descritto è il primo testo di cui si abbia conoscenza in cui si descrive la lavorazione del metallo. E ovviamente per gente come me è bellissimo, cioè io l'ho letto con grande trasporto, e si capisce che usano il bronzo come fosse un metallo puro, cioè hanno fatto la loro lega, hanno recuperato la lega da qualcuno, un artigiano della città di Ur, e quello si portano dietro e sagomano in base al tipo di combattimento che devono sostenere. E quindi il bronzo alla fine possiamo usarlo dal mondo artistico, possiamo usarlo dal mondo di tutti i giorni, ma perché? In parte per il suo colore, e l'abbiamo detto prima. E qua finalmente metto qualcosa di ricerca, se no sembra tutta una grande storia. Questa tabella con i vari colori è una tabella che noi abbiamo fatto producendo noi stessi le leghe, per vedere come cambiava il colore delle leghe in funzione di due elementi principali, perché è vero che vi ho detto che all'inizio le leghe che si utilizzano sono tipo, probabilmente Gilgamesh usa un rame arsenico come tipo di lega, molto probabilmente, ed è per questo che parte con un lingotto, perché il rame arsenico è difficile da produrre, in quanto l'arsenico, che si presenta come ossido di arsenico, quindi come arsina, come si chiama l'ossido di arsenico? Ha un nome? Vabbè, non importa, l'ossido di arsenico tende a evaporare prima di ridursi e in più è velenoso. Non che ti ammazzi mentre lo respiri, questo è un mito della letteratura d'appendice, ma provoca delle distorsioni pesanti nel corpo, perché va a attaccare direttamente i nervi, ed è per questo che Efesto, peraltro, è storpio. Non perché Giove l'abbia tirato giù dalla rupe, ma perché a forza di respirare arsenico si è storto anche lui, e questo è dimostrato anche dalle alterazioni dei corpi dei fabbri trovati nelle tombe dell'età del bronzo. Ma il bronzo allo stagno è quello che prende poi il sopravvento. Intorno al XIV secolo avanti comincia a diventare la lega principale, e da studi che sono stati fatti la maggior parte della composizione è tra stagno 9 e stagno 12, con qualche punta verso stagno 15. Non c'è un'apparente ragione, perché si potrebbe dire forse è che lo stagno era molto più raro del rame. Si trovava, ad esempio c'è una miniera di stagno utilizzata fin dalle origini vicino a Campiglia Marittima in Toscana, per cui ce n'è molto di più di quanto si dicesse 20 anni fa, quando cominciammo a occuparci un pochino più attentamente di questi aspetti. Ma non è questo il problema, è che in quell'intervallo 9, 12, 15, con il 12 come composizione principale, si hanno le proprietà migliori. È il miglior compromesso. I metallurgisti sanno che il compromesso vince su tutto, soprattutto nell'area metallurgica. Per cui fonde a una buona temperatura, intorno ai 1000 gradi, mentre il rame fonda a 1080, e quindi se io lo colo a 1150, che è la temperatura tattica proprio di colata, ho una buona fluidità, scorre come se fosse acqua, per intenderci, ha un bel colore, perché adesso lì vi appare così, ma poi lucidato è questo colore qua, che vedete di questo mezzo busto che vi ho messo su un lato. Queste due opere vengono da San Casciano dei Bagni, che sono stati citati prima. Ha una buona resistenza meccanica, è duro come il ferro non acciaio, è il ferro, quindi funziona molto bene, ma è molto più tenace, e quindi se io faccio incontrare due guerrieri, non vorrei mai che si incontrassero, ma nel caso in cui si incontrassero, permettetemi questo esempio. Sapete come si dice, no? Se un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, e allora si diceva la stessa cosa se un uomo con una lama di ferro incontra un uomo con una lama di bronzo, e invece no. Ed è dimostrato dal fatto che il passaggio da bronzo a ferro dura 3 secoli, e che durante le battaglie era indifferente che armi usassero, era l'abilità in battaglia che faceva la differenza, e semmai gli scudi e le corazze erano fatti in bronzo, e sono state fatte in bronzo anche in epoca romana, perché sono quelle che assorbivano meglio il colpo,
e non si deformavano, ma assorbivano la vibrazione del colpo e quindi permettevano al guerriero di continuare a combattere e di non subire troppe ingiurie. Quindi ha una ragione d'essere questo tipo di lega ed è quella più utilizzata. Ma la domanda è, ma anche per fare la rappresentazione, per esempio, del corpo, poi vi spiegherò cos'è questo mezzo busto, o degli dei, come si rappresentano gli dei, le varie divinità, o gli eroi, quindi l'umano e il divino insieme? Ebbene sì. Allora, giusto prima di andare via da questa slide, prima di entrare poi più nel vivo con un argomento specifico che a me sta molto a cuore, quello che voi vedete come mezzo busto, messo con le mani così, è veramente, anzi un quarto d'uomo, perché manca della testa e manca della gamba e qua, nella parte a metà che vedete, c'è una lastra, quindi è chiuso, un pezzo chiuso fatto così. Non è un pezzo a cui manchi qualcosa, l'hanno fatto così perché è un provoto e quindi è il corpo della persona che aveva un problema e che è stato messo nella fonte sacra spiegando, perché c'è inciso nella parte piatta, quella che non si vede perché è posata, c'è inciso chi è, che problema ha, come se fossero le istruzioni per il Dio, tipo guarda mi fa male qua, per favore curami, ti do questo busto per indicarti dove. È bellissimo perché tutto quello che si trova a San Casciano è così. E lo stesso vale per quella ninfa, che non è che gli manchi la parte sopra, non c'è proprio. Anche lì c'è un disco che chiude, fatto in origine, peraltro il piedistallo su cui è messa è quello originale, lì è tutto così come è uscito dai fanghi. Anche lì c'è scritto il nome della ragazza che richiede di essere curata e probabilmente aveva dei problemi che andavano dall'ombelico in giù. Poi che problemi avesse è scritto, adesso è scritto in etrusco e io non sono molto pratico in etrusco, lo ammetto, però è spiegato questo e ci sono diversi esempi di questo tipo. E infatti quando vi sarà possibile, perché ora le mostre sono un po' itineranti, tutto quello che è stato trovato a San Casciano è veramente, magari una volta vi parlerò di questo in futuro se vi piace come racconto le cose, ma per noi è stato importantissimo perché queste opere escono praticamente pulite. Il colore del bronzo che vedete è il colore originale, non è stata ancora restaurata questa, è come l'abbiamo trovata, è come è stata lavata con la manichetta dell'acqua sullo scavo archeologico. E quindi abbiamo detto, ma se il colore del bronzo cambia con la composizione, sarà possibile fare un'indagine senza usare tutte quelle strumentazioni bellissime che gli scienziati inventano e usare qualcosa di molto più semplice come il colore? E allora, come vedete qua, c'è lo spazio colore. Questo qua è la Compagnie de l'Éclairage, quindi si chiama Compagnie CIE, Éclairage, quindi la E finale sta per illuminazione, éclairage, che ha fatto LAB, dove L è la luminosità, che va da nero a bianco, A e B sono due parametri che vanno da verde a rosso e da giallo a blu. E abbiamo detto, vediamo se misurando questi parametri qualcosa cambia. E io vi salto tutto il passaggio e vado direttamente al risultato. I parametri L e B non cambiano, il parametro A invece sì. E il parametro A è quello, ve lo ricordo, che va da verde, tutto negativo, a rosso, tutto positivo. E qua, aumentando la concentrazione di stagno, si vede che la componente rossa del rame, via via che lo stagno aumenta, diminuisce in modo regolare. E quindi noi, guardando semplicemente il colore, possiamo stabilire la composizione di questa lega, che non è una cosa straordinaria, perché è facile e non alteriamo in nessun modo il metallo. Non solo, guardando i puntini viola e verde, vediamo che quando la lega è omogenea, l'andamento è praticamente uniforme e prevedibile, il che ci permette di fare questi calcoli. Ma quando la lega è disomogenea, come nel caso di un materiale che è stato fuso, colato e che non ha subito nessun tipo di trattamento di omogeneizzazione, questo è quello che accade nelle statue di solito, possiamo addirittura stabilire di quanto è lontano dall'omogeneità la nostra lega e in base a questo possiamo stabilire che materiale è stato usato per lo stampo e quindi ricostruire dallo studio dei metalli non soltanto l'oggetto,
ma tutto quello che c'è intorno, quindi come si è lavorato, che scelte sono state fatte. Hanno usato uno stampo in argilla, in gesso, in sabbia, in legno, in osso, perché sono materiali che si possono usare. L'osso di seppia è amato molto dagli orafi, perché ci si possono incidere gli anelli e poi ce li collano dentro. Si usano solo una volta, però costa niente, soprattutto qua da noi a Genova. E si possono usare tanti materiali per fare le colate, anche il legno verde si possono usare. È dimostrato nelle asce dell'età del bronzo che usavano il legno verde per colare le asce. E quindi noi da qua possiamo fare parlare i metalli. Cosa vuol dire? Ci facciamo raccontare la loro storia. E allora la conservazione fa un passo avanti, perché la conservazione non è soltanto se si sta corrodendo li salviamo e cerchiamo di non farli corrodere. La conservazione vuol dire anche raccogliere quelle informazioni immateriali, eteree, che stanno dentro la materia, tirarle fuori, trasformarle in un racconto e in questo modo mantenerle. E ora arriviamo ai protagonisti di questa serata. Anzi, è uno solo per ora, poi vi faccio vedere tutti e due. La storia di Riace. Io ammetto, ero piccolo, avevo 4 anni quando li hanno scoperti. Però mi avevano già marcato, non so perché, ma in qualche modo si vede che era nel mio destino doverci lavorare sopra. Mi ricordo che avevo visto il servizio sul telegiornale di Rai 1, che non si chiamava ancora TG1 all'epoca, e avevano fatto vedere il ritrovamento di questi, che sono delle meraviglie, perché già lo vedete da queste immagini qua, prima e dopo il restauro. Ma guardate il realismo di questo sguardo, i colori. Vi voglio sottolineare, io oggi di colore volevo parlare molto. Guardate i colori, la cornea, l'iride. Le ciglia non si vedono bene, qua sono in rame rosso, che ci fa pensare che forse aveva i capelli rossi. Perché l'occhio è incastonato in una sorta di contenitore di rame che poi è incastrato dentro l'occhio, dentro le palpebre. Le labbra sono di rame puro e i denti sono d'argento. C'è un realismo che è quasi inconcepibile, no? E la domanda a quel punto lì viene: questi arrivano e lo trovano. Ancora sabato su Gente è uscito un articolo in cui si parlava di tutte le cose che si dicono intorno al ritrovamento, che forse è falso, che forse non è vero, che c'è di mezzo la mafia. Insomma, i bronzi di Riace sono entrati anche nell'immaginario collettivo, no? C'è stato scritto di tutto sui bronzi di Riace. Io so quello che vedo quando lavoro su questi due qua, tutto il resto non lo so. Però di narrazioni ne ho sentite di tutti i tipi, compresi che fossero 7 e non 2, compresi che le lance che dovevano portare gli scudi e gli elmi siano altrove, addirittura si dice che lance e scudi siano in Spagna. Non lo so, io so soltanto che questi due qua ci sono e va bene, e che li hanno trovati così, incrostati e parzialmente visibili, e che erano neri. Ma la domanda è: se io mi preoccupo così tanto di fare la cornea, l'iride, le labbra, i denti, i capezzoli anche sono rossi, perché poi la pelle gliela faccio nera? E tra l'altro non è che gliela faccio nera perché uno può dire beh, erano africani. No, perché i lineamenti, i tratti non lo sono piuttosto, diciamo, del nord del Mediterraneo, neanche tanto greci a dire il vero. Quindi perché? E allora lì è dagli anni 70, quindi quando hanno cominciato a restaurarli, che ci sono due squadre che si combattono a definizioni, teorie, ipotesi, e io non sono qua per parteggiare né per una né per l'altra, sono nel mezzo e non parteggio, però posso dirvi che il bronzo effettivamente ha il colore del bronzo, e le opere di San Casciano dei Bagni ci dicono che spesso venivano fatte col colore del bronzo, che è un bel giallo caldo come la pelle. Però quando Jean de Boulogne, che noi conosciamo qua come Gian Bologna, di cui abbiamo una bellissima collezione di statue a Valby 5, vuole fare il bronzo dorato, lui specifica
nelle lettere che scrive ai fonditori che lui vuole un bronzo dorato. E per molti questo ha voluto dire ricoperto d'oro, come nel caso di questo Ercole, che è ricoperto d'oro. Noi abbiamo fatto le analisi sulle statue che sono nella sede centrale dell'Ateneo, che sembrano essere in alcune zone ancora coperte d'oro, e invece abbiamo scoperto che no, quello è il colore del bronzo. Di oro non c'è neanche la traccia. Però Jean de Boulogne fa anche delle opere come questa, dove il bronzo è nero, ma è nero perché c'è quella che viene definita una patina artistica, cioè il bronzo è fatto di rame e stagno e forse anche un po' di piombo, dipende dai periodi. Nel caso dei bronzi di Riace, per esempio, il piombo non c'è. Nel caso delle statue di San Casciano dei Bagni, come quella che vedete lì, il piombo invece c'è ed è anche molto in grande quantità, molto presente. Quindi è il rame che reagisce, e reagisce con cosa? Per esempio con lo zolfo, per dare il solfuro di rame che è nero, e che in più il solfuro di rame è facilmente lucidabile. E quindi se io applico un trattamento superficiale in cui produco solfuro di rame e poi lo liscio, lo lucido, viene questa pelle lucida bellissima. Poi ci passo la cera, che è il trattamento tipicamente fatto a fine produzione di una statua, e questa diventa un'opera che resiste anche molto bene, perché il solfuro di rame è abbastanza stabile e coperto di cera lo è ancora di più. Il trattamento si chiama fegato di zolfo, è proprio il nome che si dà ancora adesso con gli artigiani, che vuol dire semplicemente solfuro di potassio, e basta, né più né meno. Però si chiama fegato di zolfo, che è molto più carino, perché è il colore del fegato, quel marroncino. Poi però ci sono casi come quello del giovane, così come è stato trovato nei fanghi di San Casciano dei Bagni, e che è ricoperto tutto di nero, ma in quel caso lì, come avete visto nelle opere che vi ho fatto vedere prima, questo nero si stacca ogni tanto e viene fuori il colore dorato. Questo anche è solfuro di rame, ma in questo caso non è prodotto dall'uomo, ma è prodotto dai batteri. Le colonie batteriche si chiamano solfato riduttori e che prendono l'ossigeno dal solfato che si trova disciolto nei fanghi, nelle acque, soprattutto in profondità, quando siamo in un ambiente anaerobio, quindi dove non c'è ossigeno. E allora prendono il solfato, lo trasformano in solfuro, ne prendono l'ossigeno e loro così respirano. E questo lo possono fare perché c'è il rame, che fa da catalizzatore, ma allo stesso tempo si prende il solfuro che generano e lo porta via come solfuro. Risultato, un bello strato di solfuro di rame in superficie. È che da un punto di vista della chimica inorganica il solfuro di rame è solfuro di rame. Non è che possiamo dire questo viene dai batteri e poi i batteri sono morti, quindi noi nel corso dei secoli ce li perdiamo dopo un po' i batteri, non sappiamo più come sono fatti. L'unica cosa che si potrebbe fare, e noi questo quando è possibile lo facciamo, è andare a vedere in sezione, e allora lì si vede come, se io lo faccio volontariamente come patina artistica, si forma uno strato sulla superficie che non penetra. Se sono i batteri a farlo, si formano come dei piccoli cunicoli, come se fossero delle radici che entrano nel metallo, e lì vedo che è l'azione dei batteri, quindi posso distinguerlo. Ma quando si trova un'opera come quella, o come i bronzi di Riace, è difficile che ti facciano tagliare un pezzettino per vedere cosa c'è dentro. Non te lo fanno fare. E quindi bisogna starsene, e allora le due comunità cominciano a litigare e a dire no ma vedi è così, no ma figurati, e noi cosa facciamo? Pubblichiamo, che tanto ci serve per far carriera, quindi va bene. No, a parte gli scherzi, è una discussione molto importante che va al di là del campanilismo, perché in effetti ci potrebbe guidare su quello che era il gusto stilistico dell'epoca. Però al momento è difficile veramente parlarne, ma si parla di statue colorate, questo sì. E ora veniamo a quello che si sta facendo oggi, perché la storia dei bronzi di Riace è molto semplice. Nel 72 vengono ritrovati, dal 72 all'82 vengono restaurati con un lavoro veramente intenso, e passano due grandi squadre di restauro. Prima quella di Firenze, che fa la pulitura interna e che cerca di togliere il più possibile i cloruri con trattamenti al limite dell'accettabile, ma perché volevano preservare il più possibile. In questo frangente io devo dire una cosa: purtroppo opere di questo tipo
diventano politicamente importanti. Voi capite che per uno Stato un'opera del genere diventa rappresentativa, perché è la nostra storia, perché guarda che bravi che eravamo, anche 2000 anni fa eravamo in grado di fare queste cose, quindi lo Stato comincia a spingere, voglio dei risultati. Ma questo spesso vuol dire lavorare male, perché la fretta, soprattutto su qualcosa che si è formato nell'arco di 2300 anni, non è una buona consigliera. E ci sono delle immagini che io mi sono risparmiato, non ho voluto mostrarvi, in cui si vedono delle schiume che escono dagli occhi perché gli hanno asportato gli occhi per pulirli dentro, per togliere le terre di fusione, perché hanno detto dentro ci sono molti cloruri, dobbiamo toglierli, se no rischiamo di vedere poi questa roba che quando torna in superficie, in contatto con l'aria, con l'ossigeno, fuori dall'ambiente in cui si sono stabilizzati, riprendono a corrodersi e allora dobbiamo stabilizzarli noi. E oggi si vedono le conseguenze, tra cui il fatto che non riusciamo più a datare le terre di fusione, che poteva essere un modo per dire quando li hanno fatti, anche se lo stile ce lo dice senza problemi. Non possiamo stabilire da dove vengono, così gente pubblica tutti gli anni articoli su articoli contraddittori per dire le terre di fusione vengono da Agrigento, no, vengono da in fondo alla Calabria, ma figurati, vengono dalla Grecia, ma no, vengono da Creta, cioè voi troverete origini delle terre di fusione da ovunque. L'articolo che scrisse, anzi il capitolo che scrisse Mannoni, il nostro Tiziano Mannoni, che ho avuto l'onore di avere come correlatore di tesi e che siamo in due allora, vedi, e che è stata una persona, penso uno dei più grandi scienziati nel campo archeometrico in Italia, nello stesso libro in cui scrive anche Lamboglia, perché poi alla fine su questi hanno lavorato i più grandi, lui dice le terre di fusione sono terre comuni a tutta l'area del Mediterraneo. E lui, scrivendo quella frase molto semplice, spiega che ovviamente chiunque se ne può prendere la paternità, adducendo delle buone ragioni, ma di fatto nessuno ha ragione e non è neanche così importante alla fine. C'è una cosa, un dettaglio che non viene detto, è che studiando questi oggetti da vicino si capisce, uno dei due, quello che voi vedete nella foto centrale, dove ci sono dietro i due colleghi che ci stanno lavorando, che è il bronzo B, è fortemente restaurato in antico. Ha un pezzo di braccio che non è il suo, gliel'hanno fatto dopo, perché era fatto in una lega sbagliata che gli si è rotta e quindi hanno rifatto una parte di braccio, soprattutto proprio il braccio, quello che porta lo scudo, e lo scudo era uno scudo di bronzo, quindi pesava, gli si è staccato e quindi hanno rifatto la parte del bicipite ed è fatto con una lega diversa che contiene piombo. Quindi piombo, e quindi vuol dire che l'hanno fatto in epoca romana, perché i greci non usavano il piombo nelle loro leghe. Questo è un dettaglio che non è mica da poco, perché vuol dire che queste opere erano da un po' che andavano in giro, ok? E questo è bellissimo. Dopodiché che cosa facciamo noi? Li osserviamo, li rianalizziamo, perché ogni volta si rianalizzano. Lo studio fatto negli anni 70, pubblicato nell'84, è molto completo ed è anche molto bello da leggere, purtroppo sono edizioni difficilissime da trovare. Mi sono reso conto che le pubblicazioni sono un po' carenti da questo punto di vista su queste due opere, ma ci dicono già tutto, anche sulla corrosione, anche sulle leghe, anche su come li hanno fatti. Poi si sono succeduti tanti studiosi, ve ne cito uno tra i tanti che è Edilberto Formigli, che è stato forse tra gli archeologi quello che più si è speso nel cercare di capire la grande statuaria classica come era fatta. Lui ha studiato tantissimo i metodi di saldatura, infatti lì c'è tutto un capitolo che lui scrive su come saldavano le varie parti, perché mi sembra di ricordare che siano circa una decina le parti che costituiscono ogni singolo bronzo, perché la testa è fatta a parte, la mano è fatta a parte, il dito medio dei piedi è fatto a parte, perché mentre colavano quello non riuscivano mai a farlo e quindi lo fanno a parte e poi lo saldano dopo, e quindi non c'è soltanto la tecnica di fusione e di colata, ma c'è la tecnica di saldatura. E poi quando si vede un dettaglio come questa mano che porta la lancia e che fa capire che è una lancia messa a riposo, e c'è l'incavo qua del legno per far vedere come se la lancia ci posasse ancora sopra,
C'è un dettaglio che è degno di Michelangelo, cioè è di una bellezza vedere quella mano con le vene, che si capisce che è sì a riposo ma sta stringendo, che è qualcosa che fa capire come l'artista dell'epoca sapesse lavorare, ma come i fonditori dell'epoca anche sapessero lavorare, perché alla fine il numero di difetti presenti su queste statue, credetemi, è inferiore a quello che fanno le statue delle fonderie d'arte di oggi. Tanto oggi dicono, ma io vado lì poi con le tecniche di saldatura moderne e riparo tutto, cosa che fanno. Lì era molto più complicato riparare, e infatti un'altra delle cose su cui noi lavoriamo sono le riparazioni. Oltre a studiare le leghe e quindi capire anche il colore dei bronzi, poi si studia anche la risposta alla corrosione. Riusciamo a conservarli? Hanno bisogno di essere conservati? E infatti voi nel trabattello vedete il mio collega Roberto Spotorno, che anche te hai conosciuto e che adesso è il professore associato di metallurgia dei metalli non ferrosi, e vedete la collega dell'ICR, dell'Istituto Centrale del Restauro, Livia Sforzini, che stanno osservando i vari punti che potrebbero essere di corrosione ancora attiva, e con una piccola sonda, di cui c'è un piccolo dettaglio qua, noi siamo in grado di misurare su una superficie di un paio di millimetri quadrati la reattività, quindi stabilire se in quel punto la corrosione potrebbe essere attiva oppure no. È una sonda che è stata inventata proprio dal collega Spotorno, quindi ci teniamo molto. È uscito recentemente un articolo su una rivista affiliata a Nature in cui parliamo di questo, perché riusciamo a dare con una soluzione che non altera in nessun modo il materiale, quindi nuovamente una tecnica per niente invasiva, a stabilire se i bronzi stanno bene oppure no. E possiamo dire che in generale stanno bene, le tecniche di protezione e consolidamento funzionano, i punti in cui la corrosione è ancora attiva li possiamo riconoscere, e lì l'ICR interviene e pratica il restauro che deve praticare. Ultima cosa, prima di andare verso la chiusura, la composizione delle leghe. Vi ho detto prima che il 12% è un po' questa quantità un po', no, che funziona un po' sempre. E se guardiamo le analisi antiche, quelle fatte appunto pubblicate sul volume del Bollettino d'Arte, l'edizione speciale dedicata ai bronzi di Riace, vediamo che il bronzo B è perfettamente lì, cioè al 12% e mezzo. Poi vediamo anche che il bronzo B, che è la linea arancione in alto, ha degli altri picchi. Quelle sono quante analisi sono state fatte che hanno dato quel risultato, e la frequenza delle analisi. E si vede che ci sono alcune leghe che hanno meno stagno e alcune leghe che hanno di più. Sono le zone di riparazione. Non ho messo qua le zone col piombo, ma corrispondono a quelle che hanno più stagno. Invece il bronzo A, quello blu, sembra avere un solo picco, ma per chi sa leggere un po' le curve ce ne sono due di picchi. Ce n'è uno che si accumula esattamente dove c'è il bronzo B, che c'è una gobba, se vedete nella linea blu c'è come una gobba lì, e poi c'è un andamento più verso il 14. Di fatto sono due zone diverse. Cioè il bronzo è stato fatto nelle parti in cui è stato riparato, o nella testa, nelle parti in cui doveva avere più dettagli, i riccioli, con più stagno, perché più stagno vuol dire abbassare il punto di fusione e a parità di temperatura di colata rendere più fluido il metallo, quindi risponde meglio alla riproduzione dei dettagli. Mentre nel corpo, che ha bisogno di minor dettaglio, tutto è fatto con il 12%. E quindi qua vediamo che insomma si risponde a quella che era la statistica, che sì, il 12% è la lega più scelta dall'umanità come bronzo. Quello che abbiamo fatto noi è stato l'analisi con un sistema portatile, mi vedete lì con una fluorescenza a raggi X che mi permette di analizzare la superficie, utilizzata tantissimo da tutti perché è facile, perché anche una persona poco esperta può utilizzarla, perché si schiaccia un pulsante, c'è uno schermino e vengono fuori i numeri, e i numeri più o meno li sappiamo leggere tutti. Il problema è che analizza solo la superficie, quindi io qua analizzavo la pelle del bronzo, che è la parte ossidata, e infatti la parte ossidata è molto più ricca di stagno per fenomeni di corrosione che portano al rame andarsene nell'ambiente e lo stagno, che forma degli ossidi, rimanere lì. E allora lì nella parte di superficie i due bronzi sono identici, e quella concentrazione indica soltanto che sono prodotti ossidati
del bronzo. Mentre i due picchi più bassi, che sono intorno di nuovo al 12, corrispondono alle poche zone in cui la corrosione è così sottile che riesco a vedere il metallo. E lì effettivamente posso dire che vedo le concentrazioni che corrispondono a quello che ho visto delle analisi fatte con dei prelievi fatti all'epoca dei primi studi, e quindi si ha effettivamente la conferma di questo 12 e 14% di stanio. Ma io ci tengo a dirvi un'altra cosa: dimentichiamoci che siano due esempi eccezionali, come ho sentito dire, mai fatti altrove belli così. Non è vero. Rappresentano piuttosto una conoscenza tecnologica e artistica di un'epoca. E qua c'è la dimostrazione, perché di fianco ai nostri due bronzi A e B ci sono le due teste in basso che si trovano tra l'altro nel Museo Archeologico di Reggio Calabria, nella stessa stanza dei bronzi, e sono dette le teste di Porticello perché le hanno trovate in un'area che si chiama Porticello, e che di fatto una, quella del cosiddetto filosofo, ha ancora un occhio, e quindi c'erano gli occhi anche lì, non erano bucati, e ha una barba che le labbra sono rosse e la barba ha un dettaglio che è forse superiore a quello del bronzo A. L'altra, testa virile, nessuno si è speso, ha le labbra rosse, manca degli occhi perché sono stati asportati, e in più, qua non si vede nella foto, ma ha due colpi di mazza, uno sulla fronte e uno sul naso, che non sono recenti, perché queste due teste derivano da uno scafo in cui hanno trovato altri frammenti di statuaria in bronzo che appartenevano di fatto al filosofo, nella maggior parte, o alla testa virile nella minima parte, e quindi erano degli scarti, ovvero statue che avevano finito il loro ruolo di statue, erano diventati scarti, distrutti e rotti per passare alla rifusione e diventare nuove cose. Non dico nuove statue, perché da lì, da quel 12% posso produrci anche del vasellame. Quindi per noi sono opere degne di essere esposte, per loro erano materiale di scarto da riciclo. Era riciclo. E quindi le mazzate le hanno date per tirar fuori gli occhi, perché non erano di metallo, e quindi permettere a quella nave di portare quello carico di bronzo a destinazione perché fosse rifuso. Poi ci sono altre opere. Io qua vi ho riportato il pugile, da questa faccia sofferta e il naso rotto perché è un pugile, quindi. Oppure questo che è un Apollo, tra l'altro quella testa di Apollo che si trova al museo di Sofia in Bulgaria è identico all'Apollo come testa trovato a San Casciano dei Bagni, perché è un'iconografia, per cui si possono datare. Cioè l'immagine quella è. L'immaginario era Apollo a questa faccia qua, ha il ricciolo, vedete che c'è il ricciolo qua? Ha i capelli tirati su e poi legati con una fascia d'argento, che lì non si vede ma in quello di San Casciano c'è. Quello è Apollo, non c'è ombra di dubbio. Lì gli archeologi sono stati perentori nel dichiararlo, e quello sopra non si sa chi è, ma se posso dire, quella testa sopra è forse di tutti quelli che vedete qua il più bello. È strabico, ed essendo verista l'opera come veniva concepita all'epoca, ma lo vediamo anche nelle teste dei romani scolpite in marmo. Cicerone è brutto, lo facevano brutto, cioè non è che lo facessero più bello perché dovevano mitizzarlo, no, deve essere vero, deve rappresentare la persona, e lì questo uomo è strabico, ma quando siete di fronte a questa testa, credetemi, avete i brividi, talmente è intenso il suo sguardo. E quindi siamo partiti da una scintilla, come vedete, facciamo un po' torniamo indietro. Questa scintilla ci ha illuminato un cammino e ci ha portato lontano. Quindi noi ci siamo fatti guidare dalla bellezza, dall'arte, abbiamo cominciato a plasmare la materia come se fossimo noi stessi dei demiurghi, e questa materia che abbiamo plasmato, la materia metallica, l'abbiamo trasformata in oggetti, tra cui i bronzi di Riace, che ci raccontano
Ci raccontano molto, ci raccontano la loro storia, ci raccontano il gusto delle persone che li usavano, ci raccontano anche le scelte che volevano fare. E noi come chimica e come scienza dei materiali dobbiamo dirlo. Siamo i nuovi Aedi, siamo quelli che prendono queste storie, le estraggono e le trasformano in una storia da raccontare a voi. Perché alla fine la vera conservazione non è soltanto conservare la parte superficiale, ma anche l'anima che c'è dentro la materia. Qua un po' di ringraziamenti di doverosi, tra cui al mio gruppo di ricerca che si chiama Metal, che se non ci fosse, che strano, vero? Però è un acronimo che vuol dire tutt'altra cosa e Va che bene. se non ci fosse questo gruppo di ricerca non potrei fare niente, Va quindi bene. devo dire. Grazie Paolo, la conferenza è stata affascinante veramente e poi anch'io amo molto l'archeologia, l'archeometallurgia, la chimica che c'è dietro, però vorrei vedere se c'è qualche domanda, qualcuno interessato, qualche curiosità. Siete stati soddisfatti da tale conferenza? Sì. Un braccio è stato restaurato. Sì, c'è la dimostrazione, ma è una cosa che... Ha detto perché c'è del piombo, quindi Perché questo... c'è una parte del braccio che è fatta di una lega diversa. Sì, ho capito, ma poi ha anche commentato, questo vuol dire che ha fatto dei bei giri. Perché... Cosa vuole dire dei bei giri? Allora, queste opere si suppone che fossero su un'imbarcazione e che stavano, non si sa in che direzione andasse. Infatti il dubbio era, ma venivano dalla Grecia per andare in Sicilia o dalla Sicilia per andare in Grecia? E perché non dalla Sicilia o dalla Grecia per andare in Calabria o in altre parti d'Italia? Noi questo non lo sappiamo. Ma il fatto che l'opera, perché più o meno non è detto che siano coevi, ma lo sono abbastanza. Si dice che fossero appunto comunque un duo che andava insieme, perché hanno comunque molto di simile. Non è tutto uguale, perché basta vedere la posizione che hanno nella mano che regge lo scudo. Uno ha il dito aperto perché regge lo scudo in modo diverso rispetto all'altro che ha lo scudo che lo tiene sollevato. Quindi proprio due, e anche il blocco che hanno ancora conservato, che era quello che prendeva direttamente sullo scudo, è diverso, è fatto in modo diverso. Lo stesso elmo probabilmente era diverso, e il fatto che abbiano aspetti diversi perché erano due persone diverse, quindi non c'era uno stile che riproduceva in modo iconografico sempre lo stesso personaggio. Sì, si dicono un sacco di cose, cioè su di loro veramente si può ricostruire tutta una serie di storie che ognuno racconta la sua, perché tanto la verità purtroppo la sanno soltanto loro e non sono dei grandi chiacchieroni. Però è vero che il bronzo B, che è questo, presenta una certa omogeneità di lega, tranne che in alcuni punti, tra cui quello del braccio, in cui c'è proprio una frazione di braccio che è stata sostituita e ne hanno messo un altro. L'ipotesi più accreditata è che quella parte si sia rotta per difetti nella colata, perché la lega non era fatta bene. Noi sappiamo che se facciamo soltanto rame stagno si possono formare delle zone in cui l'arricchimento di stagno rende la lega fragile e che quindi si sia rotta e l'abbiano rifatta. Ora, noi non sappiamo, è soltanto un'ipotesi quella che formuliamo, se la rottura è avvenuta nelle prime fasi di vita di quest'opera o mentre era esposta o mentre la trasportavano, noi non lo sappiamo. Quello che è certo è che è stato oggetto di un restauro, e un restauro così implica molto tempo. E la scelta della lega che fa pensare, perché in epoca greca la lega l'avrebbero rifatta binaria, rame stagno. In epoca romana ternaria, rame stagno piombo. Loro non avevano la composizione della lega, e come vi ho fatto vedere nelle immagini prima del colore, la presenza del piombo non cambia il colore, e quindi io dal colore non posso stabilire quanto piombo c'è, posso soltanto stabilire quanto stagno c'è, ma non quanto piombo c'è.
Quanto stagno c'è? Sì, perché come ci insegnano gli alchimisti, con la pietra di paragone è possibile stabilire un confronto tra le leghe, guardando su una pietra nera il colore del metallo. Quello sì, lo sapevano fare, prima ancora di fare le analisi. Poi è chiaro che sapere che cosa c'è dentro è un altro discorso, però confrontare due leghe si poteva fare. E noi che abbiamo fatto questi esperimenti abbiamo visto che se prendiamo i campioni singolarmente no, ma se li mettiamo tutti in fila sappiamo riordinarli dal più grande al più piccolo come tenore di stagno, perché riusciamo a capire confrontando i colori. Quindi questo lo sapevano fare. Col piombo non si può, non si vede. Quindi io immagino, ma è un'ipotesi, quindi non prendetela come se fosse, da scienziato porto dubbi, non porto certezze. E l'ipotesi è che l'epoca in cui in cui è avvenuta la frattura, in cui si è rotto qualcosa, è un'epoca in cui la riparazione non prevedeva più di fare delle colate rame stagno, ma prevedeva di fare delle colate rame stagno piombo. Quindi è un'epoca romana, o con una forte influenza romana. E quindi questo cambia di almeno un secolo il passaggio tra quando l'hanno fatto e quando l'hanno riparato. Sul fatto che abbiano viaggiato, erano opere che viaggiavano, questo sì, non per le mostre, ma perché magari arrivava uno più ricco e che la comprava, oppure voleva fare una donazione per un tempio, perché queste opere qua si muovevano, non erano ferme. Sì, allora, qualche altra domanda, qualche altra curiosità? Non si può stabilire in nessun modo le origini. Le origini... La tipologia della lega. Questa è la domanda che più tradizionalmente viene posta sui metalli, perché effettivamente i metalli portano dentro di sé una sorta di eredità, un po' come fosse il DNA, che deriva dalla miniera di partenza. Questo sì. Il problema è che però le prime prove di riciclo delle leghe di rame sono attestate a circa il 2000 avanti e raggiungono un picco massimo tra il IV secolo avanti e il IV secolo dopo, per poi cadere e risalire drasticamente in epoca medievale. Ho capito. Grazie. E riciclo vuol dire mescolare. Sì, è chiaro. Infatti so che è possibile, per esempio con l'ossidiana, riuscire a fare il discorso del Col ferro si può fare. ferro, ma non con questi. Addirittura con l'acciaio si può datare col carbonio 14, perché il carbonio che si mette nel ferro per trasformarlo in acciaio viene dal carbone. E quindi è una tecnica che esiste da 10 anni. Recuperando il carbonio dall'acciaio è possibile datare quel carbonio e quindi dire che questo acciaio è stato fatto in quel periodo, in quell'anno. Io, se non c'è altra domanda, avrei due curiosità. Uno, quindi l'epoca in cui vengono datate queste Intorno opere, al terzo secolo. terzo secolo, quindi terzo secolo. L'altra invece è, hai fatto vedere quella serie di statue più o meno, non dico coeve, ma insomma più o meno della stessa epoca. C'è quella bellissima statua in alto, dorata, no? No, non è dorata, è la luce del... Sì, no, pensavo che fosse invece una colorazione un po' particolare, cioè che tipo di... No, bronzo, quella è una patina verde da una carbonato. patina verde, sì, ho sì. capito. E poi purtroppo questa è una foto che ho fatto io col cellulare nel museo, quindi... Ho capito. No. No, pensavo, dato che era abbastanza diversa da tutte le altre, No, stavo no, chiedendo è che- se c'era qualche diversità. ma dovete considerare che per esempio questa, la testa virile, è la testa detta di Basilea, perché quando hanno fatto il ritrovamento, quindi gli scavi sottomarini di Porticello, vengono fuori entrambe le statue con tutti i vari frammenti e poi una sparisce. E c'è l'identikit, è molto divertente questa cosa, perché c'è l'identikit proprio fatto dai carabinieri con chi descrive la statua, il viso di questa testa, quando la trovate c'è lo schizzo disegnato di questa testa. Per 10 anni lo cercano e poi a Basilea, durante un'asta, vedono nel catalogo che c'è questa statua qua.
E quindi vanno, verificano l'origine, ovviamente dicono ma no, figuriamoci, c'è stato il solito discorso, ma ce l'aveva mio nonno in cantina che l'ha trovata. Io che ho lavorato anche un po', come sai, anche per il Louvre, ho sentito delle storie, gente che aveva trovato delle braccia all'interno di cave di pietra, che non si capisce come un braccio possa infilarsi dentro una roccia, ma vabbè, cioè, le fantasie sono le più assurde. Soltanto che lì, quando arriva poi i carabinieri quindi sequestrano, fanno tutte le carte e torna in Italia e poi fanno il restauro. Il problema è che io ho visto le foto di questa testa prima dell'ultimo restauro, sembra un cane di quelli che ha tante chiazze di colori diversi, perché è gialla, verde, rossa, nera, perché hanno fatto un restauro fatto in casa, male, e quindi hanno asportato le cose lasciando dei colori a chiazze molto innaturali, sembra quasi punk, permettetemi di dire, ok? E il restauro ha dovuto asportare tutto per dargli un minimo, anche perché è difficile conservarla poi, oltre a essere esteticamente difficile da guardare. Il problema è che per consolidare e per rimediare a tutti gli errori fatti da chi l'ha restaurato in casa, hanno fatto un bagno in acqua ossigenata, ammoniaca, sì, acqua ossigenata e ammoniaca, che quindi ha arricchito in superficie lo stagno, che forma uno strato di osseo di stagno che tende a proteggere abbastanza bene, ma non si vede quasi più il rame. Quindi analizzata questa testa qua, sembra che sia fatta di 40% di stagno, cosa che è assolutamente non realistico, oltre che le analisi originali poi hanno dimostrato che è diverso. Allora, ignoro dove sia, ammetto, perché non ho perso le tracce, in quale museo sia il pugile, però i due bronzi di Riace, le due teste di Porticello sono al Museo Archeologico di Reggio Calabria, stessa stanza, la stanza detta dei bronzi. E spero che, se tutto va bene, si riesca a portare fino in fondo un progetto che abbiamo insieme al Marco, cioè, loro ci hanno chiesto di dargli una mano, ma sono loro che gestiscono tutto, i responsabili di tutto, per rifare la stanza dei bronzi ed esporre anche le parti di corpo che corrispondono alle due teste di Porticello, perché quello secondo me darebbe una visione ancora più concreta di quello che vi dicevo. Invece l'Apollo e l'anziano strabico, che non so che nome abbia, si trovano al Museo di Sofia, Museo Archeologico di Sofia. Grazie. Tanto vado giù che devo incontrare questa gente, quindi lo andrò a vedere. Se non ci sono altre domande non ci resta che ringraziare il professor Piccardo per la bella conferenza. Grazie. Poi ci vorrei raccontare.